posti in terapia intensiva verranno in AS ad accertare che tutto sia in regola negli ospedali siciliani. Non scende il tasso di positività, rimane sopra il 19%, molto al di sopra della media nazionale. Migrante positivo, strattona medico ed infermiere, scappa d'ambulanza, focolai ad Aragona in un centro d'accoglienza per minori non accompagnati. 26enne di Canicattì perde la vita in incidente stradale autonomo, muore in ospedale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dopo la pubblicazione di un messaggio audio del 4 novembre in cui il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica Mario La Rocca parla del numero dei posti letto in terapia intensiva, l'assessore regionale Ruggero Razza ha chiesto un'ispezione. C'è il servizio. Polemiche in Sicilia sui dati dei posti letto in terapia intensiva durante l'emergenza coronavirus. Dopo la pubblicazione da parte del quotidiano La Sicilia dell'audio originale del messaggio mandato su WhatsApp dal dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana Mario La Rocca, in cui si parla dei posti letto in terapia intensiva in vista della decisione del governo sulle zone di rischio, l'assessore alla salute della Regione Siciliana Ruggero Razza ha scritto una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. L'assessore ha chiesto con urgenza un'idonea attività ispettiva per accertare l'esatto numero di posti letto in terapia intensiva attualmente attivi nelle strutture della Regione Siciliana e la loro rispondenza agli impegni assunti da ciascuna azienda in sede di programmazione. In seguito anche a una telefonata tra i due, il Ministero della Salute ha disposto l'invio di personale tecnico e agenti dei carabinieri del NAS in Sicilia. La Rocca nel messaggio ha spiegato: ero incavolato, diceva ai manager di ospedali e ASP che dovevano applicare il piano della Regione, destinando posti letto ai malati Covid, ma non lo facevano. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, il 4 novembre La Rocca ha mandato un messaggio audio ai manager ospedalieri e ai direttori delle ASP siciliane. Ragazzi, buongiorno, dice La Rocca nel messaggio. Oggi su Cross deve essere calato tutto il primo step al 15 novembre. Non sento cavolate, perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto in terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede. Non è accettabile, prosegue, che noi si subisca ulteriori restrizioni perché c'è resistenza da parte di qualcuno ad aprire posti letto di terapia intensiva o ordinaria. Sono a casa, continua il dirigente, da 3 settimane col Covid ed è da 3 settimane che vi prego di aprire i posti. Appena stasera ci chiudono. Ovviamente l'assessore andrà a controllare chi ha calato su Gecos, che cosa è quello che non c'è su Gecos e su Cross relativamente al primo step del 15 novembre sarà responsabile di tutto quello che subirà la Sicilia in termini di restrizioni. È una responsabilità che vi prego di non assumervi. Quindi la cortesia è fare calare tutto lo step previsto al 15 novembre già da stamattina su Gecos, perché stasera si conteranno i morti e i feriti. Grazie. Così si conclude il messaggio. La vicenda ha provocato una forte polemica politica in regione. Il Movimento 5 Stelle, con in testa il viceministro Giancarlo Cancelleri, si scaglia contro il governo Musumeci, mentre il PD annuncia esposti alle procure di tutti i capoluoghi siciliani. Razza e il superburocrate saranno ascoltati domani nella Commissione Sanità dell'Assemblea siciliana per chiarire, dice la Presidente Margherita La Roccaruvolo, se le parole del dirigente siano delle pressioni finalizzate ad evitare restrizioni da parte del governo nazionale, rappresentando però una situazione non corrispondente alla realtà, o se sia un modo per accelerare l'attivazione dei posti letto previsti nella pianificazione ospedaliera anti-Covid. Al Comitato Tecnico Scientifico della Regione, spiega Antonello Giarratano, presidente e componente del CTS, risultano sicuramente operativi 344 posti letto intensivi, quindi con ventilatore, monitoraggi, sistemi infusionali e specialista in anestesia e rianimazione dedicati, di cui 242 occupati. Tutti i dati caricati sulla piattaforma Gecos della regione siciliana sono veritieri, tutti i posti disponibili, sostiene La Rocca. Una diversa azione costituirebbe reato. Vadano in AS a controllare ovunque anche oggi. Ma basta sciacallaggio e notizie tra il detto e non detto, che hanno la sola funzione di allarmare inutilmente la pubblica opinione. Ero incavolato, dicevo ai manager di ospedali e ASP che dovevano applicare il piano della regione. Il 4 novembre ho mandato quegli audio nella chat. 2 giorni dopo, avendo il tampone negativo, ho fatto il giro di alcuni ospedali a Palermo, ho trovato 100 posti in un solo giorno. E l'assessore regionale Ruggero Razza spiega: ho chiesto alla Società Italiana di Anestesia e Rianimazione di certificare semplicemente la realtà, che ciò che è scritto nelle nostre piattaforme è vero ed è in linea con i parametri
ministeriali. Se poi il direttore generale del mio assessorato in maniera un po' forte ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, io penso che abbia fatto il suo dovere. Ho chiesto al ministro, d'intesa con il presidente della regione, di verificare un po' i fatti, conclude Razza, perché noi abbiamo il dovere di trasmettere verità ai cittadini. È deceduto il 26enne di Canicattì, Carmelo Pontillo, coinvolto domenica mattina in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la strada statale 122 alle porte dell'abitato canicattinese. Il cuore del giovane si è fermato nel primo pomeriggio. Il SUV su cui viaggiava, modello BMW X3, dopo aver impattato contro il cancello di una villetta, si è ribaltato. Dopo essere stato liberato dal cumulo di rottami dei vigili del fuoco, il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove era giunto in gravi condizioni. Ancora in calo i contagi in Sicilia, infatti da quanto emerge dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 1258 nuovi casi di Covid-19, si registrano purtroppo 45 morti in sole 24 ore. Non scende il tasso di positività che rimane sopra il 19%, molto al di sopra della media nazionale. I ricoverati con sintomi sono attualmente 1597, 241 in terapia intensiva per un totale di 1838 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare invece si trovano adesso 35.324 persone. Il totale complessivo dall'inizio della pandemia di contagi certificati in Sicilia diventa così di 53.129 persone. Un migrante positivo al Covid è attualmente ricercato dopo essere fuggito da un'ambulanza del 118 diretta in ospedale. L'uomo ha strantonato il medico e l'infermiere e si è dileguato nei pressi di Contrada Consolita. Il migrante proviene dalla nave quarantena Rhapsody. Il servizio di Eugenio Cairone. Qualche giorno fa il ministro dell'Interno Lamorgese aveva dichiarato che gli sbarchi di migranti sono diventati davvero troppi. Una presa di coscienza tanto attesa, si disse. Finalmente al governo molti pensarono si rendono conto della gravità del problema. Ma che? Il flusso di migranti continua, creando in Sicilia paura e disgusto. E di un caso inquietante che ci occupiamo oggi. Riguarda un giovane migrante positivo al Covid per il quale si è subito attivata la macchina dei soccorsi. E qui inizia la parte sconcertante, che la dice lunga sul modo di gestire un problema serio come l'emergenza sanitaria. Il ragazzo dalla nave quarantena è stato accompagnato all'ospedale di Agrigento, ma è stato riportato a Porto Empedocle dal momento che i medici agrigentini non hanno ritenuto necessario il suo ricovero. La nave quarantena nel frattempo aveva lasciato la banchina del porto, costringendo l'ambulanza del 118 a rientrare a San Giovanni di Dio con a bordo il giovane. Una situazione di incredibile leggerezza da parte delle istituzioni. Ci si chiede perché la nave non abbia aspettato l'esito dell'eventuale ricovero del migrante prima di tornare in rada. Praticamente, dopo la spola tra la nave e l'ospedale di Agrigento, si è verificato il fattaccio. Il giovane extracomunitario ha avuto tutto il tempo per meditare un piano come un qualsiasi delinquente. In pochi secondi, strattonando il medico e l'infermiere dell'ambulanza, è fuggito, dileguandosi. Ricordiamo che stiamo parlando di un tizio malato e mentre si raccomanda ai cittadini un comportamento corretto, minacciando di far cambiare colore alla regione, si rendono possibili casi come quello che abbiamo raccontato. Incredibile, con i cittadini che restano gli unici a rischiare di subire il pugno duro del governo. Una situazione intollerabile che richiede a questo punto un'indagine approfondita. Il governo la smetta di importare gente infetta, un ulteriore potenziale rischio per la salute pubblica, per le forze dell'ordine e gli operatori sanitari. Lo dice Calogero Pisano di Fratelli d'Italia, il quale invita i parlamentari agrigentini ad occuparsi della questione con il governo che sostengono.
Focolaio ad Aragona, 21 nuovi casi positivi al Covid-19 appartenenti ad una comunità che ospita i minori non accompagnati, lo afferma il sindaco Gaetano Pendolino, che è stato intervistato da Tonino Butera. Momento molto difficile ad Aragona, siamo col sindaco Peppe Pendolino. Sindaco, qualche novità sugli ultimi eventi in riferimento al contagio coronavirus? Ecco, gli ultimi eventi non sono eventi positivi come in tutta la Sicilia e in tutta l'Italia. Oggi dovrò comunicare altri 4 positivi, ma fortunatamente comunicherò anche i 4 guariti. Il problema più grosso è che purtroppo in una comunità di minori non accompagnati abbiamo avuto il contagio di quasi tutta la comunità e quindi domani dovrò comunicare altri 21 contagi. Questi contagi comunque sono stati già circoscritti. Questi ragazzi è da una settimana che già sono all'interno della comunità, la comunità è sorvegliata H24 per evitare che questi possano uscire. Comunque voglio fare un appello importante a tutti gli aragonesi, è quello di stare attenti, perché tutti questi contagi, diciamo che l'80% provengono all'interno delle famiglie. Sono contagi che all'interno della famiglia possibilmente tutti ci sentiamo sicuri, tutti ci sentiamo immuni e poi basta un familiare che ha preso il contagio e che fa contagiare tutti gli altri familiari. I numeri sono elevati ma non sono preoccupanti perché sono circoscritti in 3-4 famiglie, quindi la situazione è facilmente controllabile. Se ci stiamo attenti e se ci curiamo a garantire il distanziamento, perché garantire il distanziamento, garantire quelle che sono le buone prassi di mantenimento della sicurezza anche all'interno del nucleo familiare significa salvaguardarsi a vicenda. Quindi vi prego di uscire il meno possibile. Un appello faccio anche alle persone anziane, perché stamattina verso le 9:30 passando per il corso un sacco di persone anziane, sì con le mascherine, ma tranquillamente a passeggiare per il corso. Ritengo che questo non è il momento di andare a passeggiare, non è il momento di vedersi davanti ai bar, perché non è un'esigenza. Se c'è l'esigenza di andare in farmacia, bene, se c'è l'esigenza di andare al supermercato per fare la spesa, bene, ma l'esigenza di andarsi a fare una passeggiata diventa danno per tutti. E molto spesso gli anziani sono quelli che trasmettono i contagi, perché sono quelli che stanno a casa, che i familiari pensano che è un luogo sicuro, ma dobbiamo anche evitarlo, perché poi sono quelli che, andandoci tutti gli altri familiari, si trasmette a tutti il contagio. Quindi vi prego di stare attenti, vi prego di uscire soltanto per le necessità, mantenendo tutti i dispositivi di sicurezza. È un momento particolare che, se gestito bene, ce ne possiamo uscire. Un dato importante è quello che tutti i positivi stanno bene, con un po' di febbre, un po' di malessere, però nessuno è andato a finire in ospedale e grazie a Dio questo è un dato molto confortante. Però siccome si sta avvicinando la stagione del freddo, siccome si sta avvicinando la stagione bassa, allora sicuramente non saranno più così. Quindi per evitare di intasare gli ospedali, per evitare di intasare le rianimazioni, vi prego di stare attenti, di uscire soltanto per le necessità e dopodiché mantenere le distanze anche a casa. Il comune di Agrigento si attrezza con un secondo drive-in, non a San Leone ma al Caos. Sarà attivo tra pochissimo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il drive-in per l'esecuzione dei tamponi faringei per individuare se uno è affetto da Covid-19 si farà nei pressi del piazzale Caos di Agrigento, vicino alla casa natale di Luigi Pirandello. A confermarlo proprio oggi è stato il sindaco Franco Miccichè. Precedentemente era stato annunciato dallo stesso sindaco che si sarebbe fatto presso il porticciolo di San Leone, ma successivamente si è ritenuto più idoneo e opportuno ubicarlo nella zona di Villa Seta al Caos, anche perché è più vicino alle vie delle strade di collegamento sia cittadine che interprovinciali, onde evitare inutili ingorghi e assembramenti. Il servizio, come si vede dalle immagini appena fatte, è in fase di esecuzione, con il montaggio delle tensostrutture necessarie affinché i cittadini possano effettuare gratuitamente
il tamponi. Finalmente nella nostra città arriva il servizio che in tanti auspicavamo e che in altri luoghi della Sicilia già da tempo è stato effettuato. Sto scendendo al Caos, al piazzale di Pirandello, dove stanno montando i gazebbi, sono dei gazebbi da fiera, e con gli infermieri dell'ASP e con gli elettricisti sto andando a sistemare un po' la location, cioè, faremo forse da 2 a 3 postazioni, mi pare che il sito è anche migliore da quello scelto in precedenza, c'è più privacy, anche il flusso del traffico verrà organizzato senza creare intralci. Penso che domani forse partiremo. Ecco, allora, i cittadini che vogliono farsi il tampone cosa devono fare così, insomma? Vabbè, naturalmente prima si devono registrare al sito dell'ASP. Aprendo la pagina dell'ASP, in alto a sinistra c'è un'icona verde dove c'è registrarsi coronavirus, basta che si registrano e poi è molto semplice, nome, cognome, indirizzo eccetera eccetera, e quindi poi possono andare tranquillamente, naturalmente code permettendo, a sottoporsi al tampone rapido. Ecco, si prevede un'affluenza notevole o no? Penso di sì, anche perché voglio anche programmarlo per gli uffici, per i vari settori, le varie istituzioni, operatori pubblici, forze dell'ordine eccetera eccetera. Ci sarà una priorità, diciamo? Ma perché priorità ci sarà un programma, rispetto alle competenze dei vari settori. Per Natale niente esodo né vacanze. Il ministro Speranza ci tiene a rimarcare un concetto fondamentale: spostamenti tra regioni solo in zona gialla. Lello Casesa. A quasi un mese esatto dal Natale arrivano le prime indicazioni pubblicate sui media nazionali con una intervista ad Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il quale lancia un bazooka: controlli severi e sanzioni rigorose, altrimenti salta tutto. Solo con queste condizioni si può regolare la riapertura dei negozi in vista del Natale. Per evitare l'assembramento da shopping sarà necessario un monitoraggio rigoroso e sanzioni. Se non sarà così salta tutto, e a gennaio siamo con la terza ondata, come ha già detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Possibile una terza ondata in Europa se non si attrezzerà in modo corretto. Miozzo spiega in sintesi le priorità e le indicazioni da seguire per evitare di ripiombare nuovamente in una terza ondata. A chi chiede se saranno consentiti gli spostamenti tra regione e regione nel periodo natalizio risponde: bisogna valutare l'andamento della curva epidemica nelle prossime 2 settimane, solo in base a quella si potrà decidere, anche se comprendo che vi sono esigenze di carattere sociale importanti. Se si potranno autorizzare gli spostamenti non potrà mancare il rispetto rigoroso delle regole attraverso i tamponi prima di tutto. Ed anche sulla scuola il coordinatore Miozzo ribadisce che le lezioni in presenza sono un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi, e la riapertura degli istituti deve essere una priorità, anche se il piano sarebbe quello di riorganizzarsi per ripartire non prima della Befana. In altri importanti paesi dell'Unione Europea come Francia, Germania e Gran Bretagna abbiamo dato tutte indicazioni rigorose per il mantenimento dell'apertura delle scuole. Riteniamo che le scuole debbano riaprire, anche perché le indicazioni che sono state date, dal distanziamento all'uso della mascherina fino all'igiene, sono state messe in atto. Sono tutti elementi che riducono i rischi. Con le dovute precauzioni e il monitoraggio costante, conclude Miozzo, la scuola non è un luogo di rischio, fermo restando che il rischio zero non esiste in nessun luogo e in nessun contesto, ma un luogo di informazione e consapevolezza dei rischi che si esprimono con il coronavirus. L'attuale crisi derivante dal coronavirus ha reso ancora più evidente la situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovano purtroppo oltre il 20% delle famiglie italiane. Per molti arrivare alla fine del mese è diventata una corsa contro il tempo, assediati dai creditori privati, dalle finanziarie e dalle banche, e non ultime le cartelle esattoriali. Consumatori Associati mette a disposizione il suo team di avvocati e commercialisti per presentare la domanda contro il sovraindebitamento.
L'attuale crisi derivante dal coronavirus ha reso ancora più evidente la situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovano purtroppo oltre il 20% delle famiglie italiane. Per molti arrivare a fine mese è diventata una corsa contro il tempo, assediati dai creditori privati, dalle finanziarie e dalla banca e non ultime le cartelle esattoriali. Consumatori Associati mette a disposizione il suo team di avvocati e commercialisti per presentare la domanda contro il sovraindebitamento e assistere queste famiglie. Queste le parole dell'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Oggi eliminare i propri debiti è una realtà possibile. Una normativa introdotta dallo Stato italiano e chiamata Legge Salva Suicidi permette di elencare tutti i propri debiti, dichiarare lealmente quali sono le possibilità di pagarli ed ottenere così in breve tempo un abbattimento che può arrivare anche all'80% ed una dilazione che può arrivare anche a 60-72 mesi. Purtroppo la legge non è molto conosciuta, ma chi l'ha conosciuta e l'ha utilizzata ha cambiato la propria vita. Pensate, chi ha un pignoramento immobiliare rischia di perdere la prima casa, con questa domanda di sovraindebitamento può ottenere quasi automaticamente una sospensione della procedura esecutiva almeno per un anno, e cioè per il tempo necessario per l'esame della procedura di sovraindebitamento. Occorre quindi buona volontà, poter dimostrare che il sovraindebitamento non è dipeso da un volontario abuso o shopping delle società finanziarie, e presentando questa domanda potrete senz'altro abbattere notevolmente il credito e soprattutto togliervi lo stalking che le società finanziarie e le banche nel momento del recupero crediti usano a fare nei confronti di tutti. Bonus Sicilia, quasi 58.000 aziende siciliane, arriva alla mancetta da 2.156,65 centesimi. Vediamo. Sono 57.960 le imprese siciliane che riceveranno il bonus Sicilia, il contributo a fondo perduto che la regione siciliana erogherà a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi dell'isola. Secondo i dati trasmessi dall'autorità regionale per l'innovazione tecnologica e resi pubblici dal Dipartimento delle attività produttive, le istanze presentate online tramite la piattaforma Sicilia Pay entro i termini previsti dall'avviso sono state 57.985, di cui 25 sono risultate non ammissibili per mancanza di requisiti. Considerata la dotazione finanziaria di 125 milioni di euro, il contributo spettante a ciascuna impresa richiedente è pari a poco più di 2.000 euro. L'importo che la Regione verserà direttamente nei conti correnti di tutte le imprese che hanno partecipato al bando, spiega l'assessore alle attività produttive della Regione siciliana Mimmo Turano, è un effetto della ripartizione della dotazione finanziaria tra tutte le imprese per le quali l'attività istruttoria è conclusa ed è autorizzata la liquidazione. Si tratta dunque di un sostegno che, per quanto obiettivamente esiguo, potrebbe però aiutare molti a resistere ai morsi di questa terribile crisi economica determinata dalla pandemia. Contestualmente all'erogazione dei contributi, la Regione siciliana procederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese per l'accesso al bonus. L'elenco delle imprese ammesse e non ammesse a contributo è consultabile sul sito della Regione siciliana e sul sito istituzionale del Pofeser www.euroinfosicilia.it. Scene da film porno, anziché la pagina istituzionale, sono state attivate le procedure necessarie a far luce sulla violazione dei contenuti del sito web del comune di Lampedusa e Linosa, sul quale è apparsa la pubblicazione di un link che rimanda ad un sito con materiale video vietato ai minori. Si specifica che la gestione tecnica del sito è affidata a una società esterna e che nessuno, fra i dipendenti e il personale del comune, è in possesso delle credenziali di accesso diretto al server. Tutti i contenuti vengono inviati alla società
società che lo gestisce e che a sua volta provvede alla pubblicazione. Il Comune di Lampedusa e Linosa si è attivato nelle sedi opportune per comprendere se vi siano state violazioni del sistema o azioni di hackeraggio, che avvierà ogni azione legale necessaria ad avere contezza del danno subito, ribadendo che questa amministrazione comunale, dice il sindaco Totò Martello, non ha alcuna responsabilità. Ci scusiamo comunque con la cittadinanza e con gli utenti per l'accaduto. Era stata già condannata in Romania per furto la 26enne romena, da anni residente a Canicattì, arrestata venerdì scorso con l'accusa di aver ucciso a Palma di Montechiaro l'89enne Michelangelo Marchese, trovato morto a luglio scorso nella sua casa, legato mani e piedi, e di cui la donna era badante da appena un giorno. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantelli. Il GIP del Tribunale di Agrigento, dottoressa Maria Luisa Turco, pur non convalidando il fermo, ha applicato ugualmente la misura cautelare in carcere per la rumena che faceva la badante al palmese di 89 anni, Michelangelo Marchese, che è accusata di omicidio. Si tratta di Nicoletta Micaela, meglio conosciuta nell'ambiente con il soprannome di Emi. La rumena durante il sopralluogo si è avvalsa anche della facoltà di non rispondere. Emi è attualmente rinchiusa presso il carcere Petrusa di Agrigento ed è accusata di omicidio volontario aggravato e rapina. Ricordiamo che lo scorso 11 luglio è stato dato l'allarme dal figlio di Michelangelo Marchese, Giuseppe, che ha telefonato ai carabinieri di Licata, essendo lo stesso residente nella città marinara, denunciando che da giorni non aveva notizie del padre. I carabinieri, prontamente recatisi sul posto, hanno trovato uno scenario macabro, così come dichiarato alla stampa nel corso della conferenza che i carabinieri del comando di Licata, capitanati da Francesco Lucarelli, hanno fatto. Il pensionato Marchese era legato a una seta della cucina e riversava in una pozza di sangue, legato mani e piedi con delle pezze, quindi subito gli accertamenti di rito, chiamando immediatamente in causa per i rilievi anche il RIS di Messina, un nucleo speciale dell'Arma, che ha provveduto a fare i rilievi del caso, impronte digitali del luogo, nella cucina e nelle altre stanze della casa, che sono servite successivamente e utilizzate quando è stato fatto il riscontro con le impronte digitali trovate nella Fiat Punto che la rumena aveva rubato. L'auto era di proprietà dell'anziano palmese, che quindi la stessa badante se n'era impadronita per fuggire. La macchina era stata notata a Canicattì in possesso di un pregiudicato che, fermato dalle forze dell'ordine per l'indagine, affermava come era stata usata dalla badante rumena, che l'aveva pregato di consegnarla a un'autodemolizione per farla demolire. Le indagini sono state eseguite dal magistrato Chiara Bissi, che col procuratore Patrinaggio hanno firmato il provvedimento di fermo d'indizio del delitto. Gli inquirenti sono ora alla ricerca di eventuali complici che hanno aiutato nella rapina la rumena, in quanto si pensa che la stessa non abbia potuto fare tutto da sola. La badante era al lavoro dal pensionato ucciso da appena un giorno. Dopo 1000 difficoltà si avvicina il rinvio a giudizio per i 19 indagati nell'operazione Artemisia, che il 21 marzo 2019 smantellò a Castelvetrano una superloggia segreta dove c'erano politici, massoni, funzionari dell'INPS, professionisti e soggetti legati a Cosa Nostra. I dettagli nel servizio. Artemisia procede a passo semi-spedito. Come riportano i colleghi di TP24, dopo estreme difficoltà si avvicinano al rinvio a giudizio 19 indagati dell'operazione che il 21 marzo dello scorso anno smantellò a Castelvetrano una superloggia segreta dove c'erano politici, massoni, funzionari dell'INPS, professionisti e soggetti legati a Cosa Nostra. Una vicenda sullo sfondo del clientelismo nella sanità, fatto di finte pensioni, di invalidità e di consenso elettorale per influire sulle scelte politiche cittadine. Una città capofila nella protesta contro quella politica clientelare che ha portato al forte ridimensionamento dell'ospedale, ma silente di fronte ad una parte della propria classe dirigente accusata a vario titolo di corruzione, induzione indebita, concussione, traffico di influenza illecita, truffa, falso, rivelazione di segreti d'ufficio e violazione della legge Anselmi.
Anselmi. Venerdì scorso c'è stata così la prima udienza preliminare in cui il GUP Samuele Corso ha deciso di stralciare le posizioni di Giovanni Losciuto e Felice Errante a causa di un difetto di notifica eccepita da Franco Messina, uno degli avvocati di Losciuto, mentre sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'avvocato di Salvatore Passannante, uno dei 3 poliziotti indagati si esprimerà nella prossima udienza destinata al 15 gennaio 2021, oltre che per Losciuto, ex deputato ed ex componente della Commissione parlamentare antimafia regionale ed Errante, ex sindaco di Castelvetrano. La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Luciano Perricone, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco nel 2017 e nel 2019, quando le amministrative saltarono a causa del commissariamento per mafia del comune e quando 2 anni dopo ritirò la sua candidatura a sindaco proprio in seguito agli arresti dell'operazione Artemisia. Rimangono in attesa della decisione del GUP anche l'ex vice sindaco Vincenzo Chiofalo, l'ex deputato di Forza Italia Francesco Cascio, Paolo Genco, ex presidente ANFE Associazione Nazionale Famiglie Immigrati, Isidoro Calcara, collaboratore di Losciuto, Giuseppe Berlino suo braccio destro, il gioielliere Tommaso Geraci, il commercialista Gaspare Magro, il medico Rosario Orlando, Vincenzo Barone, Giuseppe Angileri, Maria Luisa Mortillaro, Vincenzo Gianmarinaro, Francesco Messina Denaro, Gaetano Bacchi. Mentre tra le forze dell'ordine, oltre a Passannante, ci sono Salvatore Virgilio e Salvatore Giacobbe. Le difficoltà di questo lungo ed articolato procedimento giudiziario sono essenzialmente legate ai liberi tutti che all'inizio aveva provocato la decisione del Tribunale del riesame, avendo attribuito la competenza territoriale alla Procura di Palermo, ma la Procura di Trapani aveva fatto ricorso in Cassazione dopo aver ottenuto ragione, ha chiesto il rinvio a giudizio, passaggi che tuttavia non cancellano le indagini né tantomeno l'impianto accusatorio, ma che hanno probabilmente indotto in confusione l'opinione pubblica. Il ritorno del procedimento alla Procura di Trapani ha comportato anche gli arresti domiciliari per Losciuto, inizialmente finito in carcere e poi tornato libero insieme a tutti gli altri dopo il riesame, ed è proprio Losciuto, secondo la Procura, l'ispiratore di ogni cosa. Per gli investigatori infatti avrebbe goduto anche del rapporto privilegiato con Paolo Genco, presidente dell'ANFE, col quale avrebbe creato uno stabile accordo corruttivo, ottenendo assunzioni per persone da lui segnalate, appoggio elettorale e finanziario, e dal canto suo ricambiando con la buona parola per la concessione dei finanziamenti per l'ANFE. Da Rosario Orlando, già responsabile del centro medico legale dell'INPS e poi collaboratore esterno dello stesso ente come medico rappresentante di categoria in seno alle commissioni di invalidità civili, Losciuto, attraverso regalie ed altre utilità, otteneva invece le concessioni di tante pensioni di invalidità, anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge, sempre a favore di persone da lui segnalate. Più pensioni di invalidità concesse, più voti dunque per le diverse tornate elettorali. Un cerchio di illegalità e sotterfugi interrotto definitivamente il 21 marzo dello scorso 2019. Rapina in un distributore di carburante a Canicattì. 2 malviventi con il viso coperto avrebbero rapinato il distributore di carburanti di via Madonna dell'Aiuto. Il fatto è accaduto intorno alle 9:30 di stamani. I 2 balordi hanno avvicinato l'addetto alla pompa di benzina minacciandolo con un oggetto da taglio. I rapinatori avrebbero arraffato poco meno di 500 euro. I malviventi, recuperato il bottino, sono fuggiti. Scattato l'allarme, si sono precipitati i poliziotti e i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza della persona coinvolta. Adesso c'è la pubblicità. A tra poco, vi aspetto. ZTL in via Tanea ad Agrigento, ancora al centro del dibattito, quello sterile ed inutile delle pretestuose polemiche. Il servizio di Eugenio Cairone. Zona a traffico limitato della via Atenea, ovvero zona della discordia. Forse per creare un paragone tra il vecchio e il nuovo, visto che a parlare contro sono in primo luogo diversi sostenitori della vecchia amministrazione comunale. Questo sembra infatti il principale motivo della discordia, anche perché ci sono critiche, ad esempio, riguardo altri provvedimenti adottati, come quello di riaprire Piazza Municipio.
E i social in tutto questo fanno il bello e il cattivo gioco, che crea solo confusione inutile senza servire la verità. Agrigento è scontato essere una città fin troppo strana, di amore e odio, più odio che amore si direbbe in questo caso, dove sembra non andare bene nulla. La campagna elettorale è finita da un pezzo, Agrigento ha un nuovo sindaco e una nuova realtà che si affaccia all'orizzonte. I paragoni servono solo a confondere le idee in un momento in cui serve rimboccarsi le maniche e risollevare una città che non sta per nulla bene, né in centro né in periferia. Ma tornando alla zona a traffico limitato, va detto che la revoca in questo momento è vista come un aiuto al commercio. Lega Ambiente invece dice che la decisione allontana Agrigento dalle altre città in tema di mobilità. Ma anche qui i paragoni non reggono, perché le altre città hanno tutto quanto serve ad una comunità per vivere civilmente. I problemi di Agrigento sono altri, tanti altri, e qui tornano i vecchi amministratori, non solo quelli del recente passato, che hanno lasciato eredità pesanti da gestire. No, già abbiamo rimodulato la ZTL, ritornerà come prima, forse anche meglio di prima, però io voglio precisare agli agrigentini che mi è stato chiesto da quasi tutti i negozianti perché nel periodo di crisi attuale forse è meglio che qualcuno non vada in fallimento e qualche passeggiata in meno. Comunque, visto tutte le insistenze degli agrigentini, giustamente proprio stamattina abbiamo rimodulato, la porteremo in giunta e ricambieremo gli orari della ZTL. E quali saranno? E ora non lo so, le stiamo rimodulando, sicuramente sarà sia la mattina che il pomeriggio ritornerà a ZTL per permettere il passeggio. Poi se qualche commerciante si lamenterà e non guadagnerà, poi ne riparleremo. Un decreto firmato dall'assessore regionale Alberto Piero Bon costituisce una commissione d'inchiesta a verifica della regolarità delle autorizzazioni degli impianti di rifiuti in Sicilia. Il provvedimento consentirà inoltre di scongiurare il ripetersi di situazioni di disagio legate alla chiusura di impianti, come avvenuto ad Alcamo, dove è stata rilevata la mancanza di documentazione in un'autorizzazione risalente al 2017. La commissione ispettiva, formata da dipendenti dell'amministrazione regionale, sarà a costo zero ed esaminerà tutti i provvedimenti autorizzativi inerenti alle discariche e gli impianti intermedi. Nonostante le segnalazioni avvenute ripetutamente da parte degli organi di stampa e anche dei cittadini al Consorzio Tre Sorgenti circa la notevole perdita di acqua che si sviluppa nella zona nei pressi di Aragona ed esattamente nelle contrade d'Angiò e Muxarello, che provoca una penuria d'acqua per chi si avvale di tale servizio, o come si vede dalle immagini fatte ieri domenica, una grossa falda acquifera si perde per i terreni, e come evidenziato anche dal passaggio delle auto nella strada provinciale 21, osservando l'ampio schizzo emanato. Il guasto è stato già segnalato da una decina di giorni da chi abita nelle vicinanze e chi vi passa anche con le macchine, ma nulla è stato fatto. La voragine creata dalla perdita dell'acqua è sempre più profonda, scavando un solco sempre più grande. Parliamo ovviamente della strada che porta da Agrigento a Palermo. A subirne maggiormente le conseguenze sono i comuni limitrofi ad Aragona, Grotte, Racalmuto, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata, serviti tutti dal Consorzio Tre Sorgenti e da quella conduttura. Ma anche più avanti, dietro segnalazione di un altro cittadino, abbiamo notato che nell'acquedotto che trasporta l'acqua fuoriesce un fortissimo schizzo proprio vicino dove passa la ferrovia, nei pressi del binario che porta a Palermo, come si vede appunto dalle immagini. Anche in quella zona nulla è stato fatto e il prezioso liquido si perde per le campagne inutilmente. La perdita di acqua porta ovviamente alla mancanza del prezioso liquido negli altri comuni, come è stato ampiamente segnalato anche dal sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, il cui servizio dipende proprio dal Consorzio Tre Sorgenti. Il primo cittadino di Naro, onorevole Brandara prima, e successivamente anche quello di Racalmuto,
Maniglia hanno infatti scritto una formale protesta indirizzata ai commissari prefettizi che si occupano della gestione del servizio idrico, chiedendo anche l'intervento del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. In particolare i primi cittadini segnalano come in un momento di pandemia dovuto al Covid-19 si rischia di mettere a rischio la salute. Ci sono le famiglie che a casa hanno bambini e anziani che non riescono neanche a lavarsi le mani, con proteste energiche da parte appunto di loro stessi, che possono anche mettere a rischio l'ordine pubblico. I sindaci affermano nella loro missiva che tale perdurare della situazione saranno costretti ad adire alle vie legali, palesando anche il reato di interruzione di pubblico servizio al fine di tutelare gli interessi delle comunità locali. Accordo tra il Comune di Agrigento e l'Associazione di Volontariato Focus Group. L'obiettivo è il contrasto e la prevenzione di ogni forma di violenza, disagio e discriminazione. Arturo Cantella. Mercoledì, giorno 25, giornata mondiale dedicata alla violenza alle donne. Ecco, il Comune oggi una conferenza stampa per affermare cosa, Assessore? L'accordo tra l'amministrazione e le associazioni antiviolenza Focus Group e Luce Ollus. Abbiamo voluto questo protocollo d'intesa per fare in modo che anche l'amministrazione sia presente attraverso le associazioni per creare una rete di informazione e sensibilizzazione, per fare in modo che venga fuori l'emerso e dare assistenza alle persone che sono vittime di violenza e stalking. Le associazioni che sono qui con noi hanno molta dimestichezza, sono presenti nel territorio da tanti anni, quindi sono un punto di riferimento valido e con loro faremo un gran lavoro. Ovviamente in questo periodo, che è un periodo difficile per tutti, vogliamo fare in modo che il distanziamento sociale non diventi un distanziamento umano, quindi non al silenzio, noi vogliamo essere presenti, il silenzio uccide, vogliamo che le persone che sono in difficoltà possano trovare in noi un punto di riferimento affinché possano avere assistenza. Ci tengo pure a precisare che io ho la delega contro le discriminazioni, per cui farò un lavoro determinato e determinante contro la lotta alla violenza di ogni genere e spero in quello delle donne di trovarmi bene e fare tante iniziative con la dottoressa Antonella Carrabba. Questa mattina abbiamo sottoscritto il protocollo d'intesa con il Comune di Agrigento. Non a caso questa mattina, proprio perché il giorno 25 è la giornata internazionale contro le violenze sulle donne, quindi il Comune di Agrigento vuole essere accanto al centro antiviolenza, come sempre e per sempre. Proprio le donne troveranno un valido alleato nella lotta contro la violenza sulle donne che avviene all'interno delle mura domestiche. Questo nostro vicinanza alle donne va fatta non soltanto, questo mi rivolgo a tutte le donne, non soltanto alle donne vittime di violenza, ma anche a tutti noi che possiamo sapere di qualche donna che vive un disagio all'interno della famiglia. Dobbiamo imparare ad ascoltare il silenzio delle donne, perché molto spesso il silenzio è il primo messaggio di aiuto che ogni donna lancia per trovare conforto, per essere aiutata, e quindi anche le istituzioni, il Comune di Agrigento e nell'assessore Lala ha trovato e nel sindaco Miccichè un valido compagno di viaggio in questo percorso di uscita dalla violenza. I giovani del Leo Club di Agrigento Osta hanno aderito alla giornata dell'albero, donando alla città un albero di ulivo che è stato piantumato nella zona del campo sportivo di fronte al centro Don Guanella. Il servizio di Lello Casesa. Si è svolta ieri ad Agrigento la giornata nazionale dell'albero, protagonisti i giovani del Leo Club Agrigento Ost guidati dal presidente Giuseppe Castelli, che hanno sposato l'iniziativa donando alla città un albero di ulivo piantumato nella zona del campo sportivo di fronte all'oratorio Don Guannella, alla presenza del sindaco Franco Miccichè ed alcuni membri del club. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo per il territorio di Agrigento e dell'impegno profuso del nostro club, ha dichiarato Giuseppe Castelli. Sono convinto che l'ambiente sia un tema cardine nel quale investire e che ci consentirà di guardare al futuro con più speranza. Abbiamo deciso di donare questo piccolo ulivo simbolo di speranza alla città di Agrigento nella certezza che i cittadini ne avranno cura. I nostri principi sono rivolti sempre alla comunità ed al servizio e siamo sempre disponibili a collaborare per il bene del nostro territorio attraverso le idee e le iniziative per il bene della nostra città, ha concluso Giuseppe Castelli, presidente del club Leo Ost Agrigento.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.